Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi racconterò la storia di un ragazzo veneto che, partendo da un piccolo laboratorio, ha colorato il mondo intero, letteralmente. Luciano Benetton non ha studiato moda, non ha frequentato accademie né vissuto in grandi città. Eppure, con i suoi fratelli e una sola macchina per fare maglioni, ha dato vita a una delle imprese italiane più conosciute all'estero. Ma com'è stato possibile? Com'è nato quel nome che per anni abbiamo visto scritto su felpe, cartelloni e vetrine in tante lingue diverse? Dietro ogni nome c'è una storia. E questa è fatta di coraggio, famiglia e molto colore. Luciano Benetton nasce a Treviso nel 1935. La sua è una famiglia normale, senza lussi né privilegi, come tante altre nel Veneto del dopoguerra. Il padre lavora nelle ferrovie, la madre si occupa della casa. Sono anni difficili, segnati dalla guerra appena finita, dalla fatica e dalla necessità di ricostruire, ma anche anni pieni di speranza. Nelle strade si sentono ancora i rumori dei treni e le voci dei mercati, ma anche i primi sogni di una nuova Italia. Luciano è il maggiore di 4 fratelli. Da piccolo è curioso, attento, con lo sguardo serio di chi osserva il mondo per capirlo meglio. Ama ascoltare, più che parlare. Gli piace osservare le mani dei grandi mentre lavorano, capire come si fanno le cose. A scuola è bravo, ha una mente sveglia, ma la vita gli presenta presto una scelta difficile. Quando il padre muore all'improvviso, Luciano ha solo 14 anni. Deve lasciare gli studi e cercare un lavoro per aiutare la famiglia. Niente liceo, niente sogni di università. Solo la realtà concreta di chi deve rimboccarsi le maniche. Inizia così a lavorare in una piccola bottega di abbigliamento, come commesso. Piega maglie, sistema scaffali, porta le borse ai clienti. Ma non lo fa in modo meccanico. Osserva. Ogni giorno impara qualcosa. Il peso della lana, i gusti dei clienti, i colori che si vendono di più. Luciano capisce che dietro ogni vestito c'è un mestiere fatto di mani, di passione, di scelte, e comincia ad appassionarsi. Si accorge che l'abbigliamento non è solo coprirsi, ma anche comunicare qualcosa. Un colore, una forma, una stoffa raccontano chi siamo. A casa, intanto, cerca di stare vicino alla madre e ai fratelli più piccoli, Giuliana, Carlo e Gilberto. Parlano spesso del futuro attorno al tavolo della cucina. Nessuno di loro ha grandi certezze, ma tutti hanno una forza tranquilla, una voglia di fare. Non c'è molto denaro, ma c'è calore, ascolto, condivisione. E con quella unità nasce un'idea, piccola, semplice, ma luminosa. Un giorno Luciano si ferma davanti a una vetrina colorata. Guarda una maglia rossa, brillante, diversa dalle solite. Non è elegante, ma colpisce. È vivace, coraggiosa. E pensa, perché non fare qualcosa di nostro? Qualcosa che abbia stile, ma che resti accessibile. Qualcosa che racconti la nostra visione. Quel pensiero resta con lui mentre il tempo passa, mentre attorno tutto comincia a muoversi. Sono gli anni 50. L'Italia cambia, corre, inventa. Le famiglie comprano i primi frigoriferi, le prime vespe. Nasce la televisione. Si ascolta la musica alla radio. E Treviso, anche se piccola, respira quell'aria nuova.
I ragazzi vogliono vestirsi in modo diverso, sentirsi moderni. Luciano capisce che qualcosa sta cambiando e intuisce che in quel cambiamento ci può essere spazio anche per lui. Non ha titoli né denaro, ma ha due risorse fondamentali: un forte legame familiare e uno sguardo aperto sul mondo. Comincia così a fantasticare con la sorella Giuliana, che ama cucire e ha buon gusto. Parlano di colori, di forme, di idee semplici ma curate. I fratelli ascoltano, propongono, si coinvolgono. Nessuno ride del sogno. Tutti, nel loro piccolo, iniziano a crederci. E proprio da lì, da quella città attraversata dal fiume Sile e circondata da mura antiche, inizia l'avventura di un ragazzo che non voleva diventare famoso, ma semplicemente creare qualcosa di bello insieme alla sua famiglia. Ma come nasce davvero un'impresa? E da dove arrivano i primi colori, le prime maglie, le prime decisioni importanti? Tutto comincia da un gesto semplice e da un filo di lana tra le mani. In casa Benetton, quel filo di lana diventa presto qualcosa di concreto. Giuliana, la sorella di Luciano, ha mani agili e pazienti. Sa cucire, ricamare, lavorare a maglia. È precisa, attenta e ha uno sguardo che riconosce subito la bellezza nei dettagli. Un giorno Luciano le porta alcuni gomitoli colorati. Non sono molti. Un rosso acceso, un verde prato, un blu profondo. Colori semplici, ma pieni di energia. Giuliana li prende con cura, come si prende qualcosa di prezioso, e comincia a lavorare. Seduta vicino alla finestra con la luce che filtra attraverso le tende, lavora in silenzio. I ferri si muovono rapidi, sicuri. Punto dopo punto nasce la prima maglia. Non è solo un capo d'abbigliamento, è il simbolo di qualcosa che sta iniziando. È fatta a mano, con passione, e quando la finisce Luciano la guarda e sorride. È bella, diversa, ha qualcosa che le altre non hanno. È il primo passo. Luciano inizia a mostrarla ai conoscenti, ai clienti del negozio dove lavora, ad alcuni amici di Treviso. La gente la tocca, la prova, fa domande, piace. E così Giuliana ne fa un'altra, poi un'altra ancora. Le maglie cominciano a girare, a passare di mano in mano, ogni volta un colore nuovo, ogni volta un piccolo dettaglio che cambia. E intanto si sparge la voce. Avete visto le nuove maglie dei Benetton? Poco a poco l'interesse cresce, ma Luciano capisce che il passaparola non basta. Se vogliono davvero far conoscere il loro lavoro, devono uscire, incontrare persone, raccontare la loro storia. Deve trovare un modo per portare quelle maglie fuori da Treviso, fuori dalla cerchia degli amici. Per vendere, però, serve qualcosa in più. Luciano pensa, riflette. Non basta far bene, bisogna anche farsi notare. Allora prende una bicicletta, mette le maglie in una valigia e comincia a girare i paesi vicini. Le porta nei negozi, nei mercati, dai piccoli commercianti. Le mostra con orgoglio, le racconta con entusiasmo. Non è ancora un imprenditore, ma già si comporta come tale. A casa, Giuliana continua a creare. Ogni maglia è diversa, ogni colore ha una sua storia. I fratelli cominciano ad aiutarla. Carlo si occupa dell'organizzazione, Gilberto dei conti. Ognuno trova il suo ruolo. Non hanno ancora un nome, né un marchio, ma hanno già una visione: creare abiti belli, colorati,
accessibili, abiti che raccontino qualcosa. Ma a mano che le richieste crescono, diventa chiaro che i ferri da maglia non bastano più. Così, con coraggio, decidono di fare un investimento importante. Mettono insieme i risparmi, chiedono un piccolo prestito e comprano la loro prima macchina da maglieria. È rumorosa, ingombrante, ma per loro è una conquista. Quando la sistemano nel laboratorio, il suono del primo ronzio riempie la stanza. Adesso possono produrre di più, con più precisione, ma senza perdere il tocco artigianale. Così, passo dopo passo, nasce un piccolo laboratorio familiare. I clienti aumentano, le richieste crescono, le maglie colorate dei Benetton iniziano a essere conosciute non solo a Treviso, ma anche nei paesi vicini. Quel sogno che sembrava lontano comincia a prendere forma. Non è più solo un'idea tra le mura di casa, è un progetto che respira, cammina, vive. Ma come si passa da un piccolo laboratorio a un'azienda vera e propria? Quando arriva il momento di scegliere un nome, un'identità, un futuro, non basta più lavorare tra le mura di casa, né contare solo sul passaparola. Serve un salto, una decisione importante, una nuova visione. I fratelli Benetton lo sentono, stanno crescendo. E proprio in quel momento, mentre ancora si domandano se saranno all'altezza, arriva una richiesta speciale. Un ordine grande, inatteso, un'opportunità che può cambiare tutto. La richiesta arriva da un grande negozio di Belluno. Vuole centinaia di maglie, tutte colorate, tutte diverse, tutte pronte entro poche settimane. È un ordine enorme per una famiglia che lavora ancora tra le mura di casa. Quando Luciano legge il numero esatto, resta fermo. Guarda Giuliana, poi Carlo e Gilberto. Nessuno parla subito. È come se il tempo si fermasse per un attimo. Ma poi qualcosa si accende. Giuliana posa i ferri sul tavolo e annuisce. Carlo prende un foglio e inizia a fare conti. Gilberto calcola i tempi. Luciano sente un brivido. È il momento giusto. Accettano senza esitare. È la loro occasione. Il piccolo spazio di casa si trasforma in una vera e propria officina. Si tolgono le sedie dalla cucina per fare spazio alle scatole. I gomitoli invadono ogni angolo. Si lavora tutti insieme, giorno dopo giorno, con passione e velocità. La tensione è alta, ma anche l'entusiasmo. Ogni maglia viene controllata, ripiegata, numerata. Giuliana lavora senza sosta, con le mani sempre in movimento. Luciano si occupa della logistica, corre tra fornitori e clienti. Carlo e Gilberto si dividono i turni per tenere tutto in ordine. Quando finalmente le scatole partono per Belluno, c'è un silenzio strano in casa. Sono stanchi, sporchi di lana e polvere, ma felici. Hanno fatto qualcosa di grande e lo sanno. Pochi giorni dopo arriva la risposta. Le maglie piacciono tanto. Il negozio è entusiasta. I clienti chiedono nuovi colori, nuove taglie, nuovi modelli. La voce si sparge. Altri negozi iniziano a chiamare e allora i Benetton capiscono: non sono più solo una famiglia che lavora insieme, sono qualcosa di più. Per la prima volta si trovano davanti a una scelta concreta: diventare una vera impresa. Serve un nome, un'identità, un simbolo che li rappresenti. La decisione arriva in modo naturale. Usano il loro cognome, Benetton. È semplice, diretto, autentico. È la loro storia scritta in una sola parola. Lo stampano su un piccolo cartoncino,
poi su una targhetta da cucire dentro le maglie. Quello non è solo un nome, è un segno di riconoscimento, una promessa di qualità. Con quel nome cucito tra le mani e nel cuore, i fratelli Benetton sentono che è il momento di fare un passo avanti. Non basta più produrre da casa, serve un luogo tutto loro, dove far crescere quel sogno. Così affittano un primo spazio, un piccolo laboratorio non lontano dal centro di Treviso. Non ha insegna né vetrine luminose, ma dentro si respira l'energia di un sogno in costruzione. Comprano una seconda macchina da maglieria, poi una terza. I fratelli si dividono i compiti con più chiarezza. Giuliana dirige la produzione, Luciano tiene i rapporti con i clienti, Carlo gestisce il magazzino, Gilberto i numeri. Ogni giorno imparano qualcosa di nuovo. Ogni errore diventa un insegnamento. Le maglie, nel frattempo, cominciano a viaggiare. Non più solo a Belluno, ma anche verso Padova, Verona, Milano. A ogni fiera Luciano arriva in treno con una valigia piena di colori. Racconta la storia della sua famiglia con parole semplici, mostra i tessuti, parla con i commercianti. Qualcuno lo ascolta, qualcuno ride, ma molti si incuriosiscono. Quei maglioni hanno qualcosa di diverso, non sono solo vestiti, sono caldi, vivi, pieni di carattere. Il nome Benetton inizia a comparire in piccoli articoli di giornale locali. Qualcuno parla di una giovane impresa familiare del Veneto. Qualcuno li definisce i ragazzi del colore. A Treviso la gente comincia a riconoscerli per strada. Gli ordini aumentano. Le giornate si fanno intense, i turni lunghi, ma nessuno vuole fermarsi. In poco tempo, quella che era solo una passione casalinga diventa un'attività vera, concreta, e in ogni fase i fratelli restano uniti. Non ci sono gerarchie rigide, ma rispetto e collaborazione. Ogni decisione si prende insieme. Ogni conquista si condivide. Dentro ogni maglia c'è un filo che li unisce tutti. Ed è proprio da questo filo, semplice ma forte, che nasce il marchio Benetton. E mentre l'Italia continua a cambiare, mentre il mondo si apre a nuove idee, i Benetton cominciano a pensare in grande. Ma per fare il prossimo passo serve più visibilità. Serve una vetrina, una presenza, un modo per distinguersi davvero. E quando tutto sembra ancora in equilibrio, arriva un'idea audace che cambierà per sempre il loro modo di comunicare. All'inizio degli anni 70, i maglioni Benetton sono ormai conosciuti in tutto il Veneto. I clienti li apprezzano per la qualità, per i colori brillanti, per la semplicità elegante. Le richieste aumentano e i fratelli capiscono che è il momento di uscire dai confini locali. Ma per crescere ancora serve qualcosa di più. Luciano lo sente con forza. Bisogna parlare a un pubblico più ampio, in modo nuovo. Non basta più essere presenti nei negozi. Serve comunicare. E comunicare bene. È proprio in questo periodo che nasce una nuova identità. I fratelli decidono di unire la forza del loro cognome con il messaggio che vogliono lanciare. Unità nella diversità, armonia tra i colori, rispetto per le differenze. Così, verso la metà degli anni '80, nasce ufficialmente il nuovo nome del marchio, United Colors of Benetton. Non è solo una scelta di comunicazione, è una visione. Ogni capo ha un colore diverso, ma tutti fanno parte della stessa collezione.
della stessa filosofia. È un nome che parla al mondo con semplicità e forza. Ma un nome da solo non basta. Serve una voce, una faccia, un'immagine. Ed è qui che entra in scena Oliviero Toscani, un fotografo giovane ma già noto per il suo stile provocatorio. Toscani non vuole solo mostrare vestiti, vuole raccontare storie, suscitare emozioni, creare discussione. Luciano lo incontra, lo ascolta, ci riflette e decide di affidargli la nuova comunicazione del marchio. È una scommessa, ma anche un atto di fiducia. Le prime campagne pubblicitarie sconvolgono il panorama della moda. Al posto delle modelle perfette ci sono volti veri, diversi, autentici. Bambini africani, ragazzi asiatici, giovani europei, mani che si stringono, occhi che guardano dritti, sorrisi che parlano più dei vestiti. A volte i capi nemmeno si vedono, ma il messaggio arriva forte, uniti nei colori, diversi ma insieme. È qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. All'inizio, molti si scandalizzano, alcuni gridano allo scandalo, altri applaudono. Le immagini fanno discutere, ma anche riflettere. I giornali internazionali iniziano a parlare del marchio. A Treviso, i fratelli Benetton osservano con stupore le loro maglie accanto a titoli in inglese, francese, giapponese. È come vedere il proprio sogno prendere il volo, attraversare i confini, diventare globale. E infatti, in poco tempo, aprono nuovi negozi. Non solo in Italia, ma anche in Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti. Ogni punto vendita ha lo stesso spirito, ordine, colore, semplicità. Le maglie rimangono le protagoniste, ma attorno a loro cresce un mondo coerente, moderno, accogliente. Non è solo moda, è un'idea. È un messaggio culturale che si indossa. Anche dentro l'azienda il clima cambia. I fratelli non sono più solo artigiani, ma imprenditori con una visione internazionale. Aprono uffici, migliorano la produzione, formano nuovi dipendenti. Ma restano uniti, come all'inizio. Luciano guida la strategia, Giuliana si occupa della qualità, Carlo organizza il magazzino, Gilberto segue i conti. Ognuno ha il suo ruolo, ma tutti condividono lo stesso obiettivo. Nel frattempo, anche l'Italia cambia. Si costruiscono autostrade, si aprono nuovi orizzonti, la gente viaggia di più. Benetton è lì, dentro questo cambiamento, con i suoi colori e la sua voce. Non ha paura di provocare, ma lo fa sempre con rispetto. Non vuole solo vendere, vuole dire qualcosa. E quel qualcosa comincia a essere ascoltato in tutto il mondo. Alla fine degli anni '80, United Colors of Benetton è ormai un simbolo internazionale, non solo per ciò che vende, ma per ciò che rappresenta. La diversità come valore, l'inclusione come forza, il colore come linguaggio universale. In un mondo che spesso divide, Benetton prova a unire, con una maglia, con una fotografia, con un'idea. Negli anni '90, United Colors of Benetton è presente in oltre 100 paesi. I negozi si trovano nei centri storici, negli aeroporti, nei grandi viali delle metropoli. Il marchio è riconoscibile ovunque. Colori vivi, messaggi forti, una filosofia che parla a tutti. Ma il successo non cambia l'anima del progetto. I fratelli Benetton restano legati alla loro terra, alla semplicità, ai valori con cui tutto è iniziato.
Luciano continua a guidare l'azienda con passione, ma inizia anche a pensare al futuro. Dopo decenni di lavoro, sente che è arrivato il momento di passare il testimone. Non lo fa di colpo, ma con attenzione, con cura. Prima affida più responsabilità ad altri membri della famiglia. Poi, nel 2003, lascia ufficialmente la guida del gruppo, ma resta un punto di riferimento, un simbolo, il volto di una visione che ha unito imprenditoria, creatività e impegno sociale. Nel frattempo, la famiglia Benetton non smette di credere nei progetti che fanno bene anche fuori dall'impresa. Nasce Fabrica, un centro internazionale per giovani creativi, con sede in una bellissima villa veneta. È un luogo dove si incontrano arte, grafica, fotografia, cinema e pensiero libero. I ragazzi arrivano da tutto il mondo per imparare, sperimentare, creare. È un laboratorio di idee, aperto e senza confini. Ma non è tutto. I Benetton investono anche in progetti culturali e sociali. Sostengono iniziative legate all'educazione, alla solidarietà, alla valorizzazione del territorio. Il loro impegno non è solo economico, ma anche umano. Credono che un'impresa debba avere un'anima e che il vero successo si misura anche con ciò che si restituisce alla comunità. Negli anni successivi, l'azienda affronta anche momenti difficili. I mercati cambiano, la concorrenza cresce, il mondo della moda si trasforma. Ma la storia di Benetton resta unica. È la storia di una famiglia che ha saputo unire lavoro e sogno, tradizione e innovazione, colori e valori. Da un piccolo laboratorio a un marchio globale, sempre con coerenza, determinazione e uno sguardo aperto sul mondo. Sempre con l'idea che la moda possa parlare e far pensare. Ancora oggi, quando si nomina Benetton, non si pensa solo a un maglione, si pensa a un'idea, a un'Italia che osa, a una storia che ha portato il colore nel cuore del mondo. E tu? Hai mai sentito il momento esatto in cui un sogno diventa realtà? Hai mai visto nascere qualcosa di grande da un semplice gesto quotidiano? Così finisce la nostra storia di oggi. Una storia di lana, di famiglia e di idee che hanno saputo cambiare il mondo. Perché anche un filo colorato, se intrecciato con passione, può raccontare molto più di una moda. Da un piccolo laboratorio a un marchio internazionale, i Benetton hanno portato ovunque non solo maglioni, ma anche messaggi, valori, visioni, con semplicità, con coraggio, con il cuore. Storie come questa ci ricordano quanto può essere potente un gesto quotidiano, quando è guidato dalla fiducia e dall'immaginazione. Se questo cammino ti ha emozionato, resta con noi. Ogni settimana un nuovo frammento d'Italia ti aspetta qui su Il Cuore d'Italia.